Fulvio Chianese frequenta il corso di pilotaggio a Brindisi nel 1964 e vola sul Macchi MB326. Entra nell'Italia nel 1966 come secondo pilota su Caravelle SE210 e poi primo ufficiale sul DC-843 e DC-10. Nel 1978 supera il corso comando e vola da comandante sul DC-9, Boeing 727, MD-80 e Airbus A300. Inviato in Air Dolomiti nel 1990, con funzione di capopilota, vola sul Dash 8. Nel 1991 rientra nell'Italia, nuovamente sull'Airbus A300 e infine su MD-11. Lascia la compagnia di bandiera nel 1997. Nel 62 l'Alitalia prende una decisione rivoluzionaria per quei tempi. Prima ed unica fra tutte le compagnie aeree, decide di fondare una scuola di volo simile in parte a quella dell'aeronautica militare. La scuola di volo Alitalia si differenzierà da quella dell'aeronautica militare per una preparazione teorica più approfondita nelle moderne tecniche di navigazione, aerodinamica, controllo del traffico aereo e soprattutto nel volo strumentale. La durata dei corsi a Z è di circa 2 anni e sono previste oltre un centinaio di ore di volo, più varie ore al link trainer e al simulatore di volo, per conseguire tutti i brevetti richiesti per un pilota di linea. Per la parte teorica si potenzia il già esistente centro addestramento di Fiumicino, mentre per il volo la scelta cade sull'aeroporto di Brindisi, dove l'esistente base militare ha un'attività di volo ridotta e pertanto è in grado di mettere a disposizione nel suo interno tutto l'apparato logistico necessario al funzionamento della scuola di volo. La scelta dell'aereo da impiegare per l'addestramento cade sull'MB326 della Air Macchi, da poco adottato dall'aeronautica militare. Monoreattore biposto estremamente maneggevole, monta un motore Viper da 1135 kg di spinta e presenta caratteristiche di velocità simili ai più moderni aerei di linea. L'11 luglio del 64 inizia il trasferimento del quinto corso verso l'aeroporto di Brindisi. Le prime 10 missioni sull'MB326 sono decisive per la valutazione delle capacità di volo ed in breve del quinto corso rimangono poco più di una ventina di allievi. Il 30 agosto del 64 gli allievi piloti del quinto corso hanno già effettuato una trentina di missioni di volo e superato l'incubo dell'esonero rientrano all'addestramento di Fiumicino per riprendere lo studio e prepararsi agli esami del brevetto di terzo grado, ufficiale di rotta e radiotelefonia. Il 24 gennaio del 65 tutto il corso riparte per Brindisi per portare a termine il terzo grado ed il volo strumentale in circa 60 ore di volo. Il Caravelle è stato il primo aereo di linea francese a reazione. Prodotto dalla Sud Aviation, poi Aerospatiale, a partire dalla fine degli anni 50, era dotato di 2 turboreattori Rolls-Royce Avon da 5600 kg di spinta, che permettevano all'aereo di raggiungere la ragguardevole velocità di crociera, almeno per l'epoca, di Mach 0,78. Il Caravelle poteva trasportare fino a 86 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio ad una quota di 39.000 piedi, garantendo, alla sua entrata in servizio, un buon livello di comfort all'interno della cabina passeggeri, anche grazie all'ottimo isolamento acustico. Aereo dalle linee molto pulite, il Caravelle era all'epoca abbastanza parco nei consumi. La sua aerodinamica estremamente efficiente, però, unita alla scarsa prontezza di risposta dei propulsori di quel periodo, lo rendeva una macchina critica durante l'avvicinamento e l'atterraggio. L'avvicinamento andava infatti effettuato con gli aerofreni estesi, mentre per l'atterraggio era addirittura previsto in certe condizioni l'uso di un paracadute freno. I Caravelle dell'Alitalia in totale furono 21.
Il primo entrò in servizio nel 1960, mentre l'ultimo venne ritirato dal servizio nel 1977. I Caravelle furono utilizzati sulle rotte nazionali, su quelle europee e su voli verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Finita l'era degli aerei con motore a pistoni, la Douglas realizza il suo primo aereo commerciale con propulsione a reazione, il DC-8. A partire dal 1960 entrano nella linea di volo dell'Alitalia i DC-8 della serie 40, dotati di turboreattori Rolls-Royce Conway, per la prima volta equipaggiati di inversori di spinta. Nel 1969 arrivano poi i DC-8 della serie 60. Peculiarità del DC-8 è la presenza di un air starter pneumatico detto combustor che consente, in caso di necessità, di avviare i motori in mancanza di un gruppo ausiliari a terra che fornisca aria compressa per l'avviamento. Aereo estremamente avanzato per l'epoca, necessita comunque di 4 persone in cabina di pilotaggio, ovvero comandante, primo ufficiale, motorista e navigatore. Con il DC-8 si apre una nuova era per il trasporto aereo sulle lunghe distanze, grazie al maggior comfort derivante dalla propulsione a reazione, dall'elevata quota operativa di 41.000 piedi e dal maggiore spazio disponibile a bordo per i circa 150 passeggeri della serie 40 o i circa 200 della serie 60. Alitalia utilizza il DC-8 sulle tratte nazionali, su quelle europee e su quelle intercontinentali, unendo quindi tutte le maggiori città dei 5 continenti, anche mediante scali in vari paesi del mondo. Il DC-10 è un trireattore wide body, costruito dalla McDonnell Douglas come sostituto del DC-8 per tratte a lungo raggio e per competere con il Boeing 747 in quanto ad autonomia e carico pagante. Le consegne della serie 10, la prima prodotta, iniziano nel 1971, mentre l'Italia sceglie di acquistare 8 esemplari della più capiente serie 30, che entrano in servizio a partire dal 1973, in grado di trasportare 252 passeggeri. Nella cabina di pilotaggio trovano posto il comandante, il primo ufficiale e il Systems Operator, che ha il compito di gestire i sistemi di bordo e di monitorare il funzionamento dei propulsori. I 3 turbofan CF650A ad alto rapporto di bypass, che costituiscono l'impianto propulsivo del DC-10, garantiscono consumi inferiori e prestazioni migliori rispetto ai motori di precedente generazione, e consentono al DC-10 di operare anche su aeroporti a quote più elevate o su piste più corte rispetto al Boeing 747. Proprio in virtù di queste caratteristiche, i DC-10 vengono utilizzati dall'Italia per tratte verso l'Asia, il Sud America oppure verso l'Africa, come Roma-Johannesburg. I DC-10 lasciano la flotta Alitalia fra il 1985 e il 1986. Il DC-9 è un birattore sviluppato dalla Douglas negli anni 60, concepito per trasportare fino a un massimo di 109 passeggeri su tratte a corto e medio raggio. La versione più diffusa del DC-9 è quella della serie 30, ottenuta dall'allungamento dell'originaria serie 10. Alitalia immette in servizio sia la versione passeggeri che la versione cargo del DC-9-30, e i primi esemplari vengono consegnati nel 1967 per essere impiegati su rotte nazionali e internazionali. Alitalia è inoltre la prima compagnia a immettere in servizio la versione 30F, cioè la variante cargo del DC-9. Rispetto alla serie 10, sulla serie 30 sono montati slat sul bordo d'attacco e la scala in coda diventa di serie. Nella cabina di pilotaggio sono presenti solo il comandante e il primo ufficiale, che si occupano quindi anche degli impianti di bordo dell'aereo. I DC-9 portano per diversi anni anche altre livree, come ad esempio quella dell'ATI, fino all'inizio degli anni 90, quando riconfluiscono tutti sotto Alitalia per poi lasciare il servizio pochi anni dopo. Il Boeing 727 è un aereo per tratte di medio raggio progettato a partire dalla struttura di base del 707.
A differenza del 707, il 727 è spinto da solo 3 motori, situati nella coda. La versione 727-200 entra in linea nel 1976 come via di mezzo fra i DC-930 per il corto raggio e i DC-862 e i 747 per il lungo raggio. I 727 dell'Alitalia hanno un peso massimo al decollo di 79.600 kg e trasportano 181 passeggeri e 8 membri d'equipaggio, volando fino a 40.000 piedi di quota e a velocità di Mach 0.90. La cellula, estremamente robusta, che consente un'elevata velocità massima indicata di 420 nodi, unita ad una buona aerodinamica, consente al 727 di scendere normalmente da 40.000 piedi fino al livello del mare in appena 16 minuti. In cabina sono presenti 2 piloti ed il motorista, o flight engineer, che ha l'importante compito di gestire i complessi impianti dell'aereo, oltre alle procedure normali e di emergenza, oltre che eventuali avarie. All'epoca dell'entrata in servizio delle prime versioni, una delle novità del 727 è l'innovativa turbina a gas usata come generatore ausiliario, APU, una caratteristica che diventerà universale nel corso degli anni. I 727 dell'Alitalia sono spinti, caso unico, da motori differenti dagli altri 727 prodotti dalla Boeing. I turbofan JT8D dei 727 Alitalia, infatti, sono gli stessi che spingono i DC-9 serie 30. Sebbene questa scelta possa sembrare logica, le differenze fra i due aerei fanno sì che i motori non siano comunque intercambiabili senza grossi interventi meccanici. L'MD-80 è, insieme al DC-9 da cui deriva, uno degli aeroplani di maggior successo della McDonnell Douglas. Alitalia arriverà ad avere nella sua flotta 89 velivoli, diventandone così, per numero di esemplari, il primo operatore in Europa ed il terzo al mondo. L'MD-80 è un ulteriore allungamento dell'originale DC-9, propulso da più efficienti e meno rumorosi turbofan JT8D della serie 200. Gli MD-80 dell'Alitalia sono in effetti MD-82, ma sono noti anche come Super 80, nome originariamente previsto dal costruttore. Gli MD-80 più recenti possono essere distinti dal cono di coda a cacciavite, a differenza dell'originario cono rotondo dei primi modelli. Inoltre, nel corso degli anni, la flotta degli MD-82 vede un upgrade dell'avionica con l'adozione di strumentazione elettronica digitale. Una peculiarità dell'MD-80 è la scaletta posteriore che, data la grande distanza dal carrello principale, oltre ad essere usata per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, serve anche come sostegno per la coda dell'aereo quando questo è fermo al suolo. Alitalia utilizza l'MD-80 sulle rotte domestiche e internazionali dal 1984 fino al 2012. All'inizio degli anni 80, l'Airbus A300 entra in servizio con Alitalia per sopperire alla mancanza di velivoli da medio raggio. L'A300 è un velivolo semi-wet body impiegato nella versione B4 da 254 passeggeri su tratte sotto le 6 ore di volo, come Roma-Lagos. In seguito, nella versione B2 da 280 passeggeri, viene impiegato come shuttle anche sulla tratta Roma-Milano. L'Airbus A300 è il primo velivolo della flotta Alitalia ad utilizzare sul medio e corto raggio i pallet per lo scrivaggio delle merci e dei bagagli. È un velivolo alquanto complesso nella gestione degli impianti di bordo, infatti è presente un tecnico di volo che opera da System Operator, alleviando il carico di lavoro dei 2 piloti. Le buone caratteristiche di salita dell'A300 sono dimostrate dal raggiungimento, in meno di 20 minuti, del livello di volo 370, ovvero 37.000 piedi, sulla tratta Milano-Roma. Una delle caratteristiche forse meno apprezzate di questo velivolo è l'impossibilità di raggiungere forti ratei di discesa, caratteristica in parte dovuta all'alta spinta dei motori anche con le manette al minimo, e in parte dovuta alla poca efficienza degli aerofreni. La 300 si dimostra un velivolo commercialmente valido, soprattutto per l'alto carico di merci trasportabili nelle schive e la capacità della cabina, che in alcune versioni, in servizio con altre compagnie, raggiunge i 300 passeggeri.
Michelin sign. Auto 1, Emergency exit lights. 9, Window lid. low 1, Batteries. Normal. Fuel quantity. 12. 12, 13. Oxygen system. Engine 1. Valve open. 110, danni Ok, la cabina. Grazie. 040. Tutto problema l'ha messo in moto, adesso è tutto sotto controllo, siamo pronti a rollare. Possiamo andare, sei a posto? Forse Sì. conferenza. Mi forte off, take off data, confermare. Auto brake massimo. Max. Master warning. Ignition continuous relight, brake camera sul zero, big valve closed. Dietro avvertiti. Sì, Ok. Eighty. V1, VR. Get up. Positive flag. Fare con lo zoom un po' più. Sì, infatti Abbassa ora lì li la faccio telecamera, metti lì, togli lì. 116, 100. 108. Qualche nota in più, no, lì non c'è lo 0, mi sa. Ah, ecco. 107 era lo 0, non è possibile. Va bene,